era il segno, e ho non casualmente sottolineato che mi consultai con Giorgio Napolitano, di come a pochi mesi dalla sua elezione in Parlamento e dalla sua prima elezione egli si fosse imposto per le qualità politiche ed umane non solo all'interno del suo gruppo, ma anche all'attenzione dei maggiori esponenti della vita parlamentare. Nino fu un relatore di maggioranza pienamente leale verso lo schieramento di cui faceva parte. Egli condivideva l'obiettivo di ridurre l'inflazione, non era pregiudizialmente contrario neanche a una manovra economica tendente a contenere con gradualità il ritmo del processo inflazionistico attraverso la predeterminazione programmatica dei punti di scala mobile. Ma immediatamente dopo aver sottolineato come il consenso delle parti sociali, per quanto abbastanza consistente, non fosse per la verità unanime, egli indicava la necessità di avere coscienza piena e anche l'inquietudine per il fatto che il Parlamento non può fino in fondo e pienamente esercitare il suo dovere legislativo senza che il processo di concertazione, quando si tratti di momenti cruciali per la nostra democrazia politica, debba essere accompagnato dalla ricerca puntigliosa e onesta del più vasto consenso. Controtesi ammantate di tecnocrazia efficientistica e di decisionismo allora presenti e di cui oggi si sentono ripetere versioni vagamente caricaturali, Nino si faceva portatore di un'ottica del tutto opposta. In tempi di crisi, argomentava nella relazione in aula, quando il prodotto netto, la ricchezza di una nazione diminuisce, vanno ripensate radicalmente la funzione contrattuale, la funzione redistributiva delle grandi categorie della ricchezza nazionale, la funzione politica del sindacato cui l'articolo 39 della Costituzione ha affidato ruolo costituzionale. E immediatamente dopo affermava che il governo ha perciò fatto bene non solo sul piano dell'opportunità politica, ma sul piano della correttezza costituzionale, ad avviare un confronto con le parti sociali su un progetto globale di governo dell'economia, così, diceva, come farà bene a continuare questo confronto. E sul terreno delle regole di rango costituzionale, che non possono essere piegate a convergenze politiche di parte, insisteva ricordando come il problema della costituzionalità di un intervento normativo su una materia riservata all'autonomia collettiva fosse un problema politico fondamentale, perché se non teniamo presenti alcuni principi essenziali rischiamo con leggerezza di infrangere alcune regole che finora hanno positivamente caratterizzato la nostra convivenza democratica. E ancora ricordava come sarebbe stato estremamente pericoloso abbandonare la fedeltà ai principi morali e politici, prima che costituzionali, della centralità del valore lavoro e dell'autonomia costituzionale tutelata, in quanto autonomia del sindacato e ruolo della contrattazione collettiva sono valori da ascrivere al patrimonio irrinunciabile della democrazia politica italiana. E immediatamente dopo introduceva nella relazione quella possibilità per un libero Parlamento di entrare, e io lo sottolineo, temporaneamente, eccezionalmente e straordinariamente in ambiti contrattuali di norma riservati all'autonomia collettiva, intorno ai quali si sarebbe costruito successivamente il filo con il quale ricucire i rapporti sociali e politici che in quei giorni parevano interrotti drammaticamente e per sempre. La ricerca di una ripresa del dialogo unitario coinvolgeva insieme forze sociali e partiti dell'opposizione, che egli ricordava non avevano formulato obiezione di fondo al principio di predeterminazione dell'inflazione, a parte la intransigente difesa del principio costituzionale dell'autonomia collettiva della contrattazione del salario. Non si trattava solo di concessioni di stile, ma, come emergeva dal complesso della relazione, di un'attenta valutazione delle ragioni delle opposizioni politiche e sociali.
Così, sia pure in un quadro di adesione alle ragioni del governo, la relazione affrontava con puntualità, equilibrio e cautela i temi delle ricadute del provvedimento sugli equilibri della finanza pubblica e poi si ritornava sul significato complessivo del decreto, sul perché, malgrado la sua apparente unilateralità classista, esso potesse essere condiviso. Se il provvedimento che esaminiamo fosse soltanto la riduzione del costo del lavoro, che assicuri una relativa stabilità ai profitti e una effimera sicurezza ai posti di lavoro, diceva, sarebbe ben poca cosa. Contro ogni teoria dello Stato minimo, che non è tecnica di governo ma una scelta politica, il decreto legge nella sua interpretazione era invece uno strumento per consentire una più attiva funzione dello Stato a tutela dei più deboli, in funzione di un programma di sviluppo economico che però non può fare a meno di relazioni industriali fondate sulla pacificazione sociale, sulla centralità del valore lavoro, su precetti normativi che non durino lo spazio di un mattino. Ecco perché in una società effettivamente pluralista, è sempre Nino che parla, strutturata, razionalmente e libera, quale è nonostante la crisi la nostra, è certamente da considerarsi eccezionale il ricorso al momento dell'autorità e fisiologico il rispetto dell'autonomia negoziale delle parti sociali. Compito del Parlamento, diceva a conclusione di quella relazione, dovrebbe essere creare le condizioni perché ciò avvenga. In effetti quella discussione così sofferta e lacerante che si concluse con la mancata conversione del primo decreto legge non fu inutile. Essa determinò novità che proprio Nino, relatore anche del secondo decreto, si affrettò a sottolineare indicando i mutamenti di clima e di quadro normativo che tra il primo e il secondo decreto si erano venuti a determinare. In primo luogo, la volontà delle forze sindacali di ricomporsi in un'area di consenso sociale che è fondamentale non soltanto per le relazioni industriali ma anche per la vita della nostra democrazia politica. In secondo luogo, la deliberata, precisa volontà di restituire alle parti sociali il potere di contrattazione collettiva relativo alla riforma del salario per favorire in un clima di serenità e autonomia un nuovo negoziato tra le parti sociali, inteso a riformare entro il 1984, ed era questa una citazione che Nino riprendeva integralmente dal comunicato della Presidenza del Consiglio, a riformare la struttura del salario e delle indicizzazioni e in questo ambito l'istituto stesso della scala mobile. La sua conclusione era che proprio questa dichiarata volontà politica di consentire la ripresa di un dialogo e di un'autonomia delle parti sociali forniva la legittimazione politica e costituzionale del provvedimento, perché si era di fronte a un intervento, e lo ripeteva, temporaneo, straordinario e limitato nel tempo, volto al contenimento dell'inflazione nei limiti del tasso medio programmato per il 1984. Insieme egli sottolineava l'accordo su ulteriori provvedimenti, funzionata di lì a poco nella crisi del 1992, le forze politiche si posero unitariamente il problema della riforma degli strumenti di governo delle politiche di bilancio. Non casualmente fu Nino che insieme al senatore Andreatta ebbe l'incarico di coordinare le posizioni dei gruppi della Democrazia Cristiana. Nel corso del dibattito parlamentare che portò all'approvazione unanime di una incisiva riforma della legge di contabilità, il gruppo della Democrazia Cristiana della Camera organizzò un momento di riflessione comune. Ho ritrovato la ricostruzione di quella discussione in un libretto con una postfazione di Nino Carus, ma a dire la verità anche una gran parte del contenuto è di Nino Carus, anche se il coordinatore è formalmente un altro. Anche in quella fase, che come emerge dagli atti era molto caratterizzata da tendenze a una gestione della politica di bilancio fondata su metodiche di rigoroso contenimento